Oggi vi spiego perché secondo me il Friuli è una terra meravigliosa ed incredibile. Ho appena finito una mattinata di lavoro davanti al computer, di fronte a me adesso c'è un pomeriggio libero, qualche ora libera, che utilizzerò per effettuare uno switch incredibile. Partirò da qui, da casa, in città, e in poco più di un'ora di macchina letteralmente salterò in un'altra dimensione. Eccolo là, rifugio Cava Buscada, adagiato su quel bel terrazzo che domina la Val Zemola proprio in faccia al Monte Duranno. Ciao papi, saluta. Ok, qui, va bene. Ciao. Saluta! No dai, ma porti fuori la roba. Ci sono delle scale che vanno al piano di sopra. Perché fa? E poi abbiamo... Qui c'è questa lucetta rosa che lampeggia. Ma qua il pallino rosso c'è. Lei come si chiama? Bella, vieni qua, bella. E questo è il Friuli. Un'ora fa attraversavamo zone industriali e artigianali e adesso siamo qui, a oltre 1800 metri di quota, in mezzo al wilderness, tra camosci, marmotte e greggi al pascolo. Sotto di noi la valle del fiume Piave, la strada Alemagna, di fronte a noi la parete strapiombante del Monte Borgà, il cosiddetto Vallon di Buscada, quel piccolo canyon che sta proprio sotto di noi. Ciao amico, ciao amici, eccoti. Guardate dove siamo. Sembra di essere nei Carpazi. E siamo a un'ora e mezza di macchina da Pordenone. La cava di Marmo Rosso del Monte Buscada. Tutta la famiglia. Guarda lì. Bene, adesso sono le 7:15 e torniamo a casa giusti per la cena.